Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Le Fiamme Gialle di Pordenone, al termine di articolate indagini delegate dalla Procura della Repubblica, hanno denunciato un avvocato iscritto all'ordine della destra tagliamento che, dopo essere stato nominato amministratore di sostegno di una persona disabile, si era indebitamente appropriato del denaro del proprio assistito utilizzando per scopi personali. Gli accertamenti erano partiti dalla mancata presentazione da parte del professionista al giudice tutelare del Tribunale di Pordenone dei rendiconti annuali sull'attività. Le successive indagini hanno permesso di chiarire come l'amministratore di sostegno, dal 2010 al 2019, aveva usato il patrimonio dell'amministrato, i proventi derivati in parte dalla vendita di un immobile di proprietà e i redditi da pensione di invalidità, per scopi strettamente personali, provvedendo a prelevare il denaro in contanti dai conti bancari o attraverso assegni circolari emessi sugli stessi conti a proprio beneficio. Ulteriori indagini in corso. Tragedia sul lavoro questa mattina all'interno dello stabilimento Fantoni, ubicato nella zona industriale di Rivoli di Isopo. Un 36enne, dipendente di una ditta esterna, mentre stava eseguendo dei lavori di manutenzione, ha perso improvvisamente la vita. L'allarme è scattato poco dopo le 8:30. Direttamente la chiamata al numero unico d'emergenza 112. Sul posto è stata attivata d'urgenza anche un'ambulanza, ma per l'operaio ormai non c'era più nulla da fare. Secondo quanto emerso, il decesso sarebbe riconducibile a un improvviso malore, ma sono in corso ancora tutti gli accertamenti da parte anche degli ispettori dell'azienda sanitaria giunti sul luogo del tragico sinistro per gli accertamenti. Non sono state rese note le generalità della vittima, si tratta comunque di un 36enne trovato nella cosiddetta zona intermedia. Sul posto, per i rilievi di legge, anche i militari dell'Arma della compagnia di Tolmezzo. Stavano pranzando all'interno di un'osteria nei pressi della centrale Piazza Unità d'Italia a Trieste, ma sono stati interrotti da un volante della questura che ha fermato il pranzo ed ha elevato sanzioni ai 10 avventori, al titolare e a una collaboratrice per non aver rispettato le misure anti-Covid. Nel corso della giornata di ieri, la prima del Friuli Venezia Giulia in zona arancione, che tra le altre cose prevede la chiusura di bar e ristoranti, in provincia di Trieste sono state sanzionate in totale 23 persone su 1059 controllate. Inoltre sono stati effettuati accertamenti su 9 locali e sono stati sanzionati altri 2 titolari, oltre al gestore dell'osteria. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.